Oggi la SEAP Pallavolo di Aragona ha accolto al Palazzetto dello Sport Pippo Nicosia il liceo scientifico Ettore Majorana per creare questa giornata di condivisione e di sport insieme alle professioniste pallavoliste. Sì, abbiamo ricevuto questo invito, è stato accolto subito perché noi siamo aperti a tutte le richieste che ci pervengono anche dal mondo della scuola, ci occupiamo anche del sociale oltre che dello sport. E oggi questi ragazzi hanno avuto il piacere di incontrare le nostre atlete e c'è stato un interscambio di domande relative alla loro attività, quante volte si allenano, come si è approcciato alla pallavolo, eccetera eccetera. Molto curioso, però divertente e interessante. No, è stato un piacere quando il Presidente ci ha fatto presente la cosa, sia io che le ragazze siamo stati molto contenti di poter fare questa giornata insieme alla scuola, perché comunque mi rendo conto che al giorno d'oggi lo sport è un po' bistrattato, nel senso che ci sono molte più distrazioni di quelle che magari c'erano all'epoca e adesso si passa più tempo in chat che in una palestra. E quindi nel nostro piccolo abbiamo cercato stamattina di dimostrare che lo sport di squadra può aiutare anche nella crescita della persona. È proprio quello il motivo per cui io ho desiderato che i ragazzi vivessero una giornata diversa, lontana anche dall'ambiente solito scolastico, che venissero qui, che venissero ad interloquire con le giocatrici e a vedere delle realtà locali che spesse volte non conoscono. Lo sport si innesta in un contesto assolutamente invaso dai cellulari, sono molto social ma sono molto poco socializzanti tra di loro e per quello credo moltissimo nella disciplina che insegno, perché serve a mettere da parte i cellulari, a comunicare col corpo, a comunicare esperienze. Oggi è stata una bellissima esperienza perché ci ha permesso e ha consentito a questi ragazzi di vedere anche il sacrificio, i sacrifici delle giocatrici, la caparbietà e che alla fine se si crede nelle cose si può far tutto.